Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, GP4, Mod 2004. Ragazzi, ho provato Dixtory, che mi hanno consigliato, ma ancora peggio, veramente laggava di brutto, non lo so sinceramente. Ho provato anche MSI Afterburner, lo stesso, mi laggava di più. Allora, Dixtory niente, MSI Afterburner niente, Fraps è il migliore in questo momento. Se conoscete un altro programma per registrare migliore di Fraps, scrivete un commento. Però con gli altri due sono andato malissimo, proprio non riuscivo neanche a partire. Comunque andiamo, siamo al Nürburgring e pole position per Michelone. Ho preso la prima pole, questo è un circuito molto favorevole al Comendone. Speriamo bene ragazzi. Ragazzi, abbiamo una grandissima occasione di vincere al Nürburgring, gara di casa per Michelone. Dai raga, andiamo a dominare. Grande pole di Schumi. Alfonso secondo, vai, comincia il Gran Premio del Nürburgring, prima tappa, sesta tappa del mondiale, o settima. Mamma mia. Madonna del Signor, che palle. Purtroppo è un po' più complicato ste mod. Sono fatte un po' col culo. Fai molta fatica con Fraps, ma va bene lo stesso ragazzi. Possiamo vincere al Nürburgring. Dai Marchetto, dai. Abbiamo un'occasione d'oro. Mi dispiace per la gara di Monte Carlo ragazzi, ma super vaneggio comendiano. Questa è una gara che mi piace molto. Comunque continuo a dire ragazzi che le gare più belle sono quelle di una volta, sicuramente non le merde di adesso. Abbiamo un grande vantaggio su Ralf Schumacher. Ragazzi, se il Comendone conosce la pista è dominio, Stai zitto Comendone. Massa fuori. Felipe Massa fuori, anche nel 2004 Massa andava fuori. Grande Pippo. Dai. Sono molto concentrato ragazzi. Guarda, sto veramente dando via merda a tutti, Secondo me è successo un incidente, qualcosa, perché non è possibile. Un vantaggio troppo incredibile. Otto secondi e 3 in un giro praticamente. Secondo me è successo qualcosa, perché non è possibile. Per quanto questa sia una mia gara, non è possibile. Dai, possiamo fare un super dominio. Mamma mia, come sto girando, fioi.
Mamma mia che cumendone. Sono quasi sorpreso, cazzo. Non vorrei mai che fosse un problema di Fraps, ma non penso, perché non è che può rallentare solo il computer. O rallenta tutti o non rallenta nessuno, insomma. Dominio cumendiano, fioi. Per carità, questa è proprio una delle mie gare preferite. Infatti ho fatto una qualificazione senza Fraps mostruosa. Ho dato 3-4 secondi al secondo. Il cumendone domina. Il cumendone domina. Speriamo di non avere problemi, cazzo, preghiamo. Questa è una vittoria sicura. Sta girando alla grande Michael Schumacher, vuole assolutamente la vittoria. Giro record ancora 1:36.4. Veramente sto massacrando il secondo, mamma mia. Mamma. Oh. 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 No. Ma che minchia. Ma che cazzo è successo? No, non ci credo, ragazzi. Questi sono vaneggi incredibili. Mamma mia. Spero non sia la mod un po' buggata, ma cioè, non mi ha fatto più girare. Cioè, meno male che avevo un super vantaggio. Non ho parole, ragazzi. Non ho parole. Dio mio. Boh. Pensavo un problema allo sterzo, ma non lo so, ragazzi, ora mi scuso, ma questo è proprio un vaneggio del gioco, ragazzi. È un gioco del 2001. Possiamo capire. Però le mod del 90-93 mi sembravano un attimino migliori dal punto di vista bug. Vabbè. Va bene lo stesso. L'importante è registrare tutte queste mod di questi anni meravigliosi della Formula 1. Se c'è qualche bug, chi se ne frega. Sono rimasto scioccato, però è uno shock indescrivibile. Meno male che avevo un bel vantaggio, cazzo. Dai che mancano 2 giri e finiamo questa gara, che secondo me è un po' buggata, ragazzi, Non capisco, cioè giro sempre a 3 secondi più veloce rispetto agli altri. Mi sembra un po' strano. O sono un fenomeno in questo Gran Premio, non lo so. Purtroppo il difetto di questa GP4 sono un po' i bug. Nelle prime 2 mod nessun bug, adesso iniziano i primi bug, perché onestamente non lo so, la macchina prima mi è girata da sola, non ho parole. Anzi, se voi sapete qualcosa, magari se è successo anche a voi, mandate un messaggio. E anche il discorso di Fraps, che non vorrei magari che Fraps fa vanneggiare così il gioco.
Pantano out of the race. Final lap. Ma gara un po' così sinceramente. Non ho proprio capito il vaneggio di questa gara sinceramente. Però ci portiamo a casa questa vittoria e chi se ne frega. Cioè 17 secondi. Cioè in 2 giri ho recuperato 9 secondi. No, impossibile. Impossibile. O sono un sub... Attenzione! C'è una Arrows per campi. Un Arrows per campi. Dominio mostruoso del Comenda. Comendone scioccato, ragazzi. No? Però gli altri sono tutti attaccati. Allora, forse, ragazzi, il Comenda è diventato un super pro gamers. Perché non ha proprio senso, sinceramente. Non può essere un problema. E il Comendone e Michael Schumacher va a vincere la terza gara stagionale. Un dominio impressionante. Intanto c'è un ritiro anche dell'altra Arrows, mamma mia. E va a vincere. Winner. Sucate. Woo! Grande vittoria per Schumi. E Barrichello è uscito all'ultimo giro. È arrivato 18esimo. Testa coda incredibile. Vediamo i giri veloci. 1.36. Vedi, ma boh. Cioè gli altri veramente viaggiavano a 3 secondi più di ritardo. Pazzesco, ragazzi. Tutti gli altri abbastanza equilibrati. Proprio dominio di Schumi. Vabbè. Allora, campionato. Schumacher 44, Montoya 36, Barrichello 29. E abbiamo un buon vantaggio adesso. Bene, bene, bene. 8 punti. Campionato le Marcas, campionato costruttori Ferrari 73, Williams 65. E si gode, la. Andiamo prossima gara. Allora ragazzi, seconda pole position anche in Canada. Ho fatto dei test senza flaps e comunque domino a Nürburgring. E il problemino è che con queste nuove mod del 2004 nelle gare dove insomma sono favorito, dove guido bene, stravinco. Quindi dalla prossima mod, perché non posso in campionato in corso, cambio il livello e passo da professionista. Adesso sono nel livello intermedio, devo andare a livello più difficile, perché insomma nelle gare dove sono scarso comunque faccio fatica, arrivo a quinto, sesto e settimo. Invece dove sono forte stravinco. Chiaramente ci sono i danni al motore, le sospensioni, più gli incidenti, quindi è chiaro che posso perdere anche queste gare. Però è chiaro che se faccio una gara pulita domino. Mi dispiace ragazzi, non pensavo proprio, invece sono un po' diverse queste mod rispetto a quelle del 90. Comunque il mondiale non è scritto perché, ripeto, basta un guasto al motore o un incidente e sei fuori. Raga, andiamo in Canada, chiaramente partiamo da super favoriti, speriamo bene. Seconda pole. Raga, andiamo, chiaramente siamo super favoriti perché anche qua mi trovo alla grande, ho fatto una pole senza troppi problemi. Cerchiamo di vincere nelle gare dove sono favorito, così ipotechiamo il mondiale. È chiaro che saranno un po' meno combattute, ma pazienza. Dal prossimo anno rimettiamo un livello difficilissimo e ce la godiamo. Ricordo che ho anche la Ferrari chiaramente, quindi tutte le cose messe insieme portano un Comendone a dominare nelle gare dove può dominare. Ma adesso andiamo ragazzi. Non si sa mai nella Formula 1, basta un errore e ce l'hai nel culetto. Cerchiamo di guidare puliti. Dai venezianone. Veneziano ale, veneziano ale. Se ne sta già andando Michelone.
Michelone vuole la quarta vittoria. È cambiato anche il Gran Premio del Canada rispetto agli anni 90. Preferisco questo sinceramente. Dai Schumi, vola, vola. Benvenuti in Quebec. Primo giro completato per l'asso tedesco. Giro record per Schumi. Cerchiamo di guidare pulito e portiamo a casa la vittoria, salvo guasti meccanici. Grande Comendone. Chiaramente le gare, lo riconosco, sono un po' più monotone, ma alla fine però anche nel 2004 reale le gare erano così, con la Ferrari in completo dominio che vinceva con 1000 minuti di vantaggio sui secondi. Quindi comunque la mod rispecchia la realtà. Forse il mio errore è stato quello di andare con Schumacher, ma avevo troppa voglia di guidare con Schumi. E comunque non portiamoci sfiga che basta un guasto e ce lo abbiamo in cool. Qualche volta è anche bello vincere tranquillamente, mamma mia. Poi mi pare arriva Silverstone e a Silverstone sono pronto a una gara veramente in salita, perché è la gara che odio più di tutte, quindi mamma mia, odio puro per Silverstones. Sei secondi di vantaggio su Davide, sul Davide Coulthard. Una Ferrari che domina. Solo un ritiro per il momento in Bahrain. Ma questa Ferrari sembra imbattibile. Il Comendone si vuole portare 2-1 con le mod vinte rispetto al computer. La prima nel 90 con con Ayrton Senna, vittoria per il Comenda come nella realtà, ma nella seconda con Damon Hill sconfitta vince Alain Prost come nella realtà. Vediamo se quest'anno riesce a vincere il Comendone con Schumi come nella realtà. Intanto Barrichello è settimo, vaffanculo. Sì, Barrichello, c'hai un missile e sei settimo, vergognati Barrichello. Vergognati Barry. Gara in assoluta tranquillità per il Comendon veneziano. Quando il Comenda guida così non ce n'è per nessuno, ma stiamo calmi e stiamo tranquilli. Comunque il bug del Nürburgring non è più successo, È stato proprio un vaneggio di GP4 per fortuna. Barrichello settimo, dai cazzo, muovite. Montoya sesto. Nella realtà Schumi ha vinto mi pare con 4 addirittura 5 gare di anticipo, quindi se questa è la media anche noi portiamo a casa il mondiale così, ma speriamo bene raga. Con la Ferrari è tutto molto semplice, ma comunque bisogna portare la macchina al traguardo, non è mai facile con GP4. Quinto giro. Poi le McLaren sono in ripresa, seconda e terza, Mamma mia cosa ho rischiato ragazzi, visto? Mamma mia. Dai Michael.
Voglio il quarto successo stagionale. Jean Todt è tesissimo dei box. La Ferrari vuole dimostrare al mondo che è ancora la macchina più forte dopo i 4 mondiali vinti dal 2000 al 2003. Ricordiamo in questo punto l'incidente di Kubica, che è nel 2007 mi pare, ma chi se ne frega, noi lo sappiamo già perché abbiamo la macchina del tempo. In realtà la Ferrari è una DeLorean. Dai raga, scusate, vaneggi kumendiani incredibili. Intanto c'è una macchina che ha dei problemi. C'è una macchina che ha dei problemi. Motore spappolato. Il motore se ne va. Ciao ciao. Oh ciao, mamma mia. Per guardare il motore, Bob, stanno andando bene le Harrows. Mamma mia che ridicole. Madonna, che lente. Ma problemi anche l'altra fatalità, non ci credo. Non ci credo. Che stagione fai per queste macchine. ...14 secondi di vantaggio della Ferrari di Michael Schumacher su Davide Coulthard. Michele a 14 secondi di vantaggio. Poi c'è Kimmo, poi Ernone, poi c'è Paolo, poi Cristiano, poi Oliviero e Rubigno. Rubigno ottavo, ma dai, si fa superare anche la Panis, vergognati Barrichello. Intanto inizia l'ultimo giro per Michelone. Vai Michelone. Dai che arriva la seconda vittoria consecutiva, la quarta come Melbourne, Sepang e Nürburgring, Montreal. Questa è la Ferrari, signore e signori. Una Ferrari che... Oh mamma mia. Stai zitto Kumendone, stai zitto. Dai che poi la pacchia ho idea. Non so quante gare posso vincere ancora così. Grandissima Ferrari comunque. Una macchina perfetta, intanto una McLaren mi pare. No, chi cazzo era? Non ho visto. Forse una Minardi. Frentzen out of the race. E intanto va a vincere Michael Schumacher. Bruni out of the race. E va a vincere Michael Schumacher. Quarta vittoria stagionale. La Ferrari vola e domina. Intanto Barrichello recupera. Madonna, qua in un giro ha recuperato tantissime posizioni. Quarto, bene. Allora, classifica piloti: Schumi 54, Montoya 38, Barri 34. Il resto non conta. Dominio puro di Schumi. Campionato de Marcas. Stiamo dominando anche qua. Un po' di meno, ma dominiamo. Prossima gara, ragazzi, pole position per Trulli. E è arrivata la gara kumendiana al contrario, Indianapolis, proprio non mi sono trovato. Diluvio universale, 22esimo tempo. Quindi visto ragazzi, siamo tornati alla normalità, porca troia. Devo fare un miracolo adesso. Il miracolo kumendiano. Il miracolo kumendiano. Vai raga. Remontata kumendiana. Montoya parte ottavo, dai. Partenza, si parte, Gran Premio di Indianapolis. Cagata kumendiana, vai, vola. Vola veneziano. Potevano fare le partenze un po' più belle, però su sto cazzo di gioco. Il Kumendone prova a inserirsi. Fammi passare.
merda! Non ci credo! Non ci credo! Ma come cazzo ho fatto a non vedere quel coglionazzo di chi era? Trulli da matta. Intenta volver. Sì, ciao. Che pirla che sono. Come dopo una cagata storica, vabbè. Niente, cioè, quando sono in difficoltà cerco sempre di fare la cagata e ciao. Vedi perché non posso mai stare tranquillo? Perché faccio ste stronzate. Oh, va a vincere il Trulli, almeno vittoria italiana. Che pippone però. Allora, Schumi 54, Montoya 43, Barri 38. Dai, siamo ancora a più 11. Va bene. Costruttori 92-74. Vabbè, però veramente ho buttato via una gara che poteva arrivare sicuramente a podio. Cioè no, a podio no, però almeno ottavo a punti sì. Però le qualifiche con la pioggia, ragazzi, è ancora più difficile questo rispetto alle mod 90 e 93. Vabbè, raga, dai, un saluto dal comandone veneziano. Dalla prossima mod prometto un livello più difficile, perché sennò nelle gare dove il comandone è forte domina troppo facilmente. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!